Abbiamo deciso di fare un breve excursus storico sull'industrializzazione di Porto Torres per capire un pochettino da dove arriva il problema di Porto Torres e come hanno deciso di risolverlo attualmente presentando uno sviluppo alternativo per Porto Torres. La storia inizia nel 1959 quando Rovelli costituisce la Sarda Industria Resine, che fa capo alla Società Italiana Resine. Rovelli in quel momento è già un industriale nel nord Italia, decide praticamente di trasferire e di concentrarsi sulla Sardegna, sul sud Italia in generale, sulla Sardegna, perché fondamentalmente ha la possibilità di accedere a finanziamenti regionali e ai fondi sull'industrializzazione del Mezzogiorno. E infatti dal 1960 al 1966 vengono costituite da Rovelli 46 società protette dall'anonimato azionario che così facendo gli danno accesso a molti più fondi per l'industrializzazione del Mezzogiorno di quanti ne avrebbe ottenuto altrimenti. A questo punto la SIR comincia a crescere, pompata con il denaro pubblico per l'industrializzazione del Mezzogiorno, e passa da un fatturato di 28 miliardi nel 62 a un fatturato di 171 miliardi di lire. In questo periodo comincia a giocarsi in Sardegna una battaglia particolarmente importante, che è la cosiddetta guerra della chimica. La Sardegna viene invasa da varie realtà industriali, tutte del settore chimico. Sono per esempio Chimica e Fibra del Tirso. I Moratti iniziano a realizzare la Saras. La Monte Edison chiede l'autorizzazione per realizzare un centro petrolchimico simile a Porto Torres qua nella zona di Cagliari, oltre alla Saras, che però non ottiene. Negli anni 70 continua a crescere l'impero di Rovelli, praticamente prendendo tutta la Sardegna da vari punti di vista. Negli anni 70 Rovelli diventa praticamente proprietario anche di Unione Sarda e Nuova Sardegna, il controllo anche dell'informazione all'interno del nostro territorio, e comincia a espandersi anche su altre parti d'Italia, come la Calabria e la Campania. Adesso questo perché avviene? Avviene perché Rovelli aveva un forte appoggio sia da parte delle banche, che stanziano per lui migliaia di miliardi di finanziamento, sia da parte dei governi, altrettanto stanziano anche loro qualcosa come 1600 miliardi di finanziamento in un paio di anni all'impero di Rovelli. Clamorosamente nel 1974 salta fuori che ci sono varie azioni interne alla guerra della chimica in Sardegna, come per esempio appunto la scalata azionaria di Rovelli alla Monte Edison, che in quel momento era un nemico da contrastare, perché instaurava all'interno della Sardegna degli impianti che andavano in contrasto rispetto a quelli della SIR. Chi ha dato l'appoggio a Rovelli in questa maniera è l'ENI, che in quel periodo era alleata nella guerra della chimica che si stava combattendo, nella guerra industriale che si stava combattendo all'interno della Sardegna. La parte peggiore arriva dopo da certi punti di vista, arriva dopo il 73. Quindi comincia la crisi petrolifera e crolla praticamente tutto questo impero, che per mandare avanti doveva essere un impero in continua espansione, ovviamente con i soldi che si riuscivano a reperire dei finanziamenti pubblici. Cosa succede? Il blocco porta a un certo punto ad avere un indebitamento 4 volte più grande rispetto a ciò che si produce da parte della SIR. La SIR arriva a un punto in cui le banche bloccano gli investimenti e chiude gli stabilimenti, portando il licenziamento a 8.000 persone, di cui 6.000 sardi. In seguito a questa lunga crisi del petrolio, fondamentalmente viene smembrata la SIR e il controllo dell'area di Porto Torres, dell'area industriale di Porto Torres, passa proprio all'ENI. L'ENI quindi, come si instaura, comincia una ristrutturazione di quello che era il polo industriale, una ristrutturazione che viene portata avanti però duramente, puntando sul settore, già cominciando a puntare sul settore energetico, che vedremo poi essere
una parte importante comunque dell'ENI. Adesso cosa succede? L'avvento dell'ENI all'interno del sito di Puerto Torres ridimensiona alcune parti del settore chimico a favore della produzione energetica. Viene rilanciata e potenziata la centrale di Fiume Santo, che è ancora attiva, però non è più ENI, è passata all'E.ON alla fin fine, e il sito industriale viene dismesso e dato, se non direttamente all'ENI, a alcune società controllate direttamente da ENI. Quando avviene la svolta all'interno del panorama di Puerto Torres? La svolta avviene perché l'ASL comincia a rilevare dei versamenti sotterranei di rifiuti industriali, comincia a rilevare un inquinamento marino molto elevato e il sito diventa un sito di interesse nazionale, ossia appunto un posto dove la salute delle persone che ci vivono è fortemente condizionata e messa a rischio giornalmente dalle attività inquinanti che sono presenti. All'interno di questo contesto si manifesta la necessità di creare uno sviluppo alternativo per questa realtà, uno sviluppo più compatibile col territorio rispetto allo sviluppo industriale che aveva avuto precedentemente. Arriva la joint venture di Matrica. Qua possiamo avere due esempi di come questo progetto sia stato fortemente appoggiato dalla regione, ma anche da un'associazione come Legambiente Sardegna. Queste sono due citazioni, una di Ugo Capellacci, l'altra di Legambiente Sardegna. Infatti si dice chiaramente che la regione ha fortemente voluto fin da subito il progetto della chimica verde e che ne ha fatto un fiore all'occhiello della sua strategia come uno dei più importanti piani per la svolta industriale green della Sardegna. Questa è una dichiarazione di Ugo Cappellacci. Contemporaneamente è stata fatta la dichiarazione di Legambiente Sardegna che si tratta della più grande innovazione dei processi produttivi da diversi decenni a questa parte, ambientalmente sostenibile, che sviluppa una filiera produttiva che parte dalla terra e genera prodotti biodegradabili, utilizzando risorse locali, terreni marginali ed incolti. Anche qui poi ci sono vari aspetti che andrebbero visti, un po' come abbiamo visto prima, l'Enel che parlava di se stessa, adesso vedremo un pochettino cosa dice di se stessa la Novamont, che è l'altro partner, che ci fa, le sue affermazioni ci fanno intravedere uno degli aspetti che toccano la chimica verde, che poi in realtà è soltanto la punta di un iceberg, perché all'interno del discorso chimica verde rientrano veramente tantissimi aspetti preoccupanti da parte del territorio. Nel progetto della bioraffineria integrata, che è poi quello che vogliono realizzare a Puerto Torres, la Novamont dice: considerando il tipo e la qualità dei territori italiani, se si vogliono utilizzare le materie prime rinnovabili locali, occorre ripensare l'agricoltura, che viene detto essere uno dei settori che dissipa più energia, e occorre ripensare l'agricoltura con un approccio conservativo, il che significa puntare su colture specializzate per le tecnologie specifiche che stiamo sviluppando. Nel caso della bioraffineria Novamont significa lavorare su diverse colture oleaginose, specializzandole, decidendo come e dove coltivare, che tipo di sistema agronomico usare, quali rotazioni, la quantità di acqua, la quantità di azoto, la logistica e la modalità di crushing. Qual è la diretta conseguenza di queste cose? Ovviamente si vede che ha un ruolo fondamentale questa, diciamo, sinergia tra agricoltura e industria che vogliono portare avanti all'interno del progetto Chimica Verde. E infatti fondamentalmente i terreni vengono destinati alle colture che vanno praticamente bene per il processo industriale, in parte in realtà per il processo industriale, in parte viene millantato che questi terreni debbano produrre la biomassa per l'approvvigionamento energetico di tutto l'apparato industriale, senza contare che ovviamente attraverso questo processo si delinea lo stravolgimento di tutto il comparto agricolo all'interno di questo scenario, e che il comparto agricolo fondamentalmente viene destinato ad avere una produzione indirizzata dalle direttive industriali. Ovviamente questo è un piccolo aspetto che possiamo vedere all'interno della chimica verde. Adesso degli altri aspetti che racchiude il progetto ne lasciamo parlare direttamente il Comitato No Chimica Verde, che ne saprà più di me e più di noi, suppongo.
a riguardo, e quindi niente, passiamo direttamente la parola a loro. Grazie.